Siamo con Antonino Pipitone, consigliere regionale Italia dei Valori, parliamo di treni e dell'aumento dei biglietti che secondo l'assessore regionale Chisso dovrebbe partire da giugno. Lei cosa dice? Io dico che è un'autentica follia, una cosa che non sta né in cielo né in terra. È partito il nuovo orario cadenzato, quindi la nuova organizzazione dei treni che si integrano con i bus in alcune stazioni. Vediamo come andrà questo servizio, perché è assurdo chiedere soldi prima, subito, a chi utilizza il mezzo pubblico, in questo caso il treno, senza sapere se il servizio è migliorato oppure no. E tanto per essere chiari, il servizio fino ad oggi è molto scadente, treni super affollati, spesso treni non idonei dal punto di vista della pulizia, dal punto di vista dei bagni che non sono agibili, treni che spesso vengono soppressi, insomma tutta una serie di situazioni che hanno creato un danno enorme ai cittadini. Un'ultima cosa riguarda il fatto che dice Chisso che è inaccettabile che gli aumenti non riguarderanno i pendolari. Non è vero, perché lui dice che non saranno aumentati gli abbonamenti, ma non tutti i pendolari hanno gli abbonamenti, tanto per cominciare, e poi gli abbonamenti, vorrei ricordare, sono stati aumentati un mese fa. Quindi mi pare una proposta assolutamente inaccettabile da rinviare al mittente.